E siamo arrivati alla quinta corsa del convegno, il premio Solta. È una corsa a reclamare riservata ai gentleman driver. Ovviamente ci sarà un trofeo offerto dal Club Gentleman Emilia Romagna al guidatore del cavallo vincitore ed è riservata a indigeni di 5 anni ed oltre a reclamare per 4.000 euro. È un miglio, quindi si parte con l'autostart lato scuderia. Andiamo a leggere il campo dei partenti. Abbiamo col numero 1 Creso Risaia TRGF Matteo Zaccherini, con il numero 2 Frankenstein Matto Dario Edera sferrato agli anteriori, Cenerentola Leo Carlo Bonfiglioli, Floridia Lake con Stefano Lago, col 5 Bamaco dei Greppi Nicola De Rossi, col 6 a chiudere la prima fila Formidabile CAF Andrea Bonacci. Seconda fila per il numero 7 Esotica Sì Ilaria Vecchi e 8 Aaron De Ronco Lorenzo Pantarotto. I cavalli stanno terminando dietro l'autostart la curva che li porta nella retta dove si avvieranno, la macchina accelera, tra un po' chiuderà le ali e i cavalli in questo momento prendono il via. In testa ci va direttamente Cenerentola Leo, con dietro di lei Creso Risaia TRGF e a destra Florida Lake. Bamco dei Greppi non ha preso la partenza e quindi rimane a seguire le mosse di Florida Lake, che è la prima cavalla che si presenta dopo 200 metri a destra di Carlo Bonfiglio e di Cenerentola Leo. Ottiene il via libera 15,4 i primi 200 e Florida Lake va a condurre e arriva subito però Creso Risaia TRGF, il cavallo favorito della corsa, che dopo 400 metri incomincia a insidiare il nuovo leader. Bamako dei Greppi invece rimane a seguire e veleggia tra la seconda e la terza posizione a sediolo di Creso Risaia TRGF, che è riuscito a posizionarsi in seconda posizione in corda. 34 e poi si prosegue, quindi con sempre il nuovo leader Florida Lake, Stefano Lago davanti a tutti, Zaccherini è secondo con Creso Risaia e arriva Bamako dei Greppi che ora è completamente a coprire il secondo in corda, che è appunto Creso Risaia, e stiamo per arrivare al chilometro. L'ultimo parziale dice 37, i 400 metri, e arriviamo al chilometro con un parziale di 16,4. Non sembra avere titubanze Florida Lake e Stefano Lago lo conduce per arrivare verso i 400, quando Bamako dei Greppi comincia a diventare un po' più insistente alla sua destra. Entriamo nell'ultima curva e Bamako dei Greppi diventa decisamente più tonico e prova a insidiare, mentre invece rimane alla corda Creso Risaia TRGF a seguire gli eventi. Gli altri cominciano a perdere un po' i primi tre che se ne stanno andando, che entrano in retta d'arrivo con l'ultimo parziale di un bel 30. Florida Lake ovviamente è sempre davanti a tutti, ma arriva Creso Risaia, arriva anche Bamako dei Greppi, è un arrivo a tre, sono tutti in linea, ma probabilmente si salva ancora Florida Lake, probabilmente al secondo posto si salva Creso Risaia TRGF e probabilmente al terzo posto abbiamo Bamako dei Greppi. Guardiamo lo slow motion, Stefano Lago riesce a mantenere qualche cosa, andiamo a vedere nel dettaglio, arriva forte Bamako dei Greppi, Creso Risaia prova a inserirsi all'interno, diventa stretta, ma io rimango dell'idea che si è salvato Stefano Lago, al secondo posto Creso Risaia TRGF, al terzo posto Bamako dei Greppi. E quindi questo dovrebbe essere l'ordine di arrivo, ovviamente non ufficiale, ci sarà lavoro per i giudici. Rimango dell'opinione che il numero 4 e poi direi che al quarto posto abbiamo Aaron De Ronco, lo riguardiamo ancora nella slow motion. E Aaron Del Ronco va sì a prendersi la quarta moneta di questa corsa davanti a Frankenstein Matto, che chiude il marcatore. Quindi chiudiamo facendo i complimenti al vincitore, quindi Florida Lake, Stefano Lago per Sarzetto, scuderia Stefano Lago, questa figlia di Pace del Rio e Scarlett B.